Buondì, oggi sono in Val Saisera, sono appena partito e la prima meta di oggi sarà il rifugio Grego. Il rifugio dovrebbe essere aperto durante il periodo invernale, vediamo, magari mi fermo al ritorno. Poi partirò verso Sella Sondogna per raggiungere il bivacco alpini Battaglione Gemona. Quella diciamo che è la meta più probabile di oggi. Poi a dire la verità mi sono portato ramponi e picca. Mi piacerebbe provare a salire sullo Jof di Miezegnot, però devo un po' vedere, valutare la neve. Qui sotto ce n'è poca, è praticamente molto ghiacciata. Sopra oltre i 1500 metri dovrebbe iniziare a essercene parecchia, infatti ho anche le ciaspole. Vediamo, un po' dipende, non fa tanto freddo, quindi sa che sarà un po' molla. Comunque una volta arrivato al battaglione Gemona, vediamo com'è, valuterò. Sono da solo e quindi non mi va di andare a cercare notte, quindi intanto raggiungo il ricovero battaglione Gemona e poi deciderò cosa fare. Dopo circa 40-45 minuti sono arrivato al rifugio Grego. È chiuso, forse apre i fine settimana d'inverno, non tutti i giorni. Oggi, vabbè, il 27, qualcuno fa ponte, qualcuno no, ma non è aperto, probabilmente forse domani, la fine dell'anno, così. Sono stato, dicevo, un 40-45 minuti, ho trovato un po' di ghiaccio nella parte centrale del percorso e sono dovuto, cioè un po' rallentato il passo, altrimenti si sta un po' di meno. È una bella passeggiata fino qua, poi quando è aperto ci si può fermare a mangiare. Adesso proseguo verso Sella Somdogna, c'è già più neve adesso, spero di non trovare più ghiaccio e tra l'altro è uscito il sole, o almeno qualche raggio di sole, c'è ancora qualche nuvoletta, ma se adesso il sole continua a girare dovrebbe uscire, quindi inizierà a far caldo. Già fa caldo per i miei gusti, sono tutto sudato. Eccolo, adesso è uscito del tutto, quindi continuo. Bene, dopo 2 ore e mezza sono arrivato, questo è il ricovero battaglione Gemona, c'è davvero un sacco di neve e ho fatto un po' di fatica. Adesso mi fermo un attimo, mi riposo, mangio una roba e poi provo ad andare su. Ci sono 2 persone che scendono, adesso appena arrivano gli chiedono com'è e cerco di andare fino in cima. Intanto ti faccio vedere il bivacco. Allora, tutto questo è un vecchio villaggio militare del ovviamente 15-18, qui c'era il battaglione Gemona e questo era una buona posizione proprio dietro la cima che sta qui dietro, quindi era una postazione riparata. Questo è il bivacchetto che è stato sistemato, al suo interno c'è una stufetta, c'è anche il gas e 4 brande con coperte, anche i cuscini, no, coperte, uno stuoino, ci sono i materassi.
C'è qualche genere di prima necessità, qualche istruzione ed ecco tutto, molto accogliente, rivestito in legno, e penso che si stia proprio bene anche d'inverno. C'è un po' di legna fuori e inoltre anche nel percorso ci sono dei cartelli che invitano a portare un po' di legna se la si trova durante il percorso. Bene, direi che per oggi mi fermo qua. Sono scesi due ragazzi che avevo visto, li ho incontrati sotto al ricovero e mi hanno detto, cioè mi avevano già detto che anche loro erano arrivati fino alle roccette e poi non si erano rischiati ad andare oltre. Ci sono un paio di scariche qua sotto, una tra l'altro proprio da un canalino che bisogna fare per salire. Il sentiero d'estate passa più basso, passa qua sotto, entra in un canale detritico e sale alla cima. Come hanno fatto loro, ho tentato anch'io di salire per il filo di cresta. Loro si erano fermati un po' più in basso, io ho fatto anche l'ultimo tentativo ma inizia a essere un po' troppo per me. Probabilmente non è difficile, anche si fa, qui c'è qualche passaggio su roccia, vedendolo così non mi sembra particolarmente difficile, ma è un livello già è troppo alto per me. Non sono assolutamente esperto di alpinismo e neanche in ambiente innevato, ho fatto solo un paio di uscite e sempre su cose molto più facili. Già qui c'è una bella pendenza, vabbè, comunque è veramente figo qua. Sono davvero contentissimo, anche se vabbè non arrivo sulla cima, ma già da qua c'è un panorama stupendo, una roba fantastica, veramente figo. Adesso ti faccio vedere che figata, perché è davvero una figata. Allora, la cima dello Jov di Miezegnot è dietro questo, però magari te la faccio vedere dopo. Io sarei dovuto adesso passare, penso, per quelle rocce lì o al limite più in basso e prendere il canale che sale qua dietro, però come puoi vedere ci sono già lì delle slavinette. Poi là sotto, qua si vede, qui, tutta questa zona qui è tutta neve che è venuta giù. Non è tanta, ma comunque vorrei evitare di far partire slavine, visto che anche oggi il grado mi pare sia terzo, quindi insomma abbastanza alto. Di là abbiamo il Mangart che è dietro le nuvole, è questo qua, non si vede, e dopo c'è il Nabois, questo col cappello, e poi iniziano tutti i monti della catena dello Jov di Montasio, con il Montasio che è questo, e poi il Cimone di Montasio, e laggiù in fondo il Plauris, e qui il Piper e il Due Pizzi. Questi li ho fatti d'estate quando abbiamo fatto il sentiero Battaglione Gemona, che poi siamo appunto arrivati al ricovero. Adesso esce anche un po' di sole di nuovo. Adesso tornerò giù, rifarò questo tratto di strada, salgo a quel piccolo cucuzzo qui e dopo pensavo andrò via un po' in cresta e magari ridiscendo giù per i pendii. Adesso mi giro senza finire giù e finiamo il giro 360 con la vallata di Tarvisio. Qui sotto abbiamo la Val Canale, Canal del Ferro, e di là c'è Valuqua, Monte Acomizza, Osternig e poi monti di Pontebba, e si va anche verso l'Austria. Abbastanza limpido, si vede abbastanza.
Sono tornato al bivacco Battaglione Gemona e mi sono fermato un attimo, mi mangio due mandarini, mi bevo un po' di tè, mi riposo un attimo, che adesso scendendo mi stavano per partire un paio di crampi sulle gambe, quindi devo essere un po' affaticato. Allora è ancora presto, faccio una pausa qui, mi mangio per l'appunto due robe, poi torno giù alla macchina. Come ti dicevo prima, questo ricovero è stato restaurato e faceva parte, assieme ad altri edifici, di un ex villaggio militare dei tempi della Grande Guerra. Sullo Iof di Miezegnot passava il confine tra Italia e Regno d'Italia e Impero Austro-Ungarico, ed era una cima molto importante perché ci dominava tutta la valle. Se ti va, puoi andare a vedere il video che ho girato un paio di anni fa quando siamo saliti sul Monte Piper e Due Pizzi, dove alla fine siamo anche saliti sullo Iof di Miezegnot e si vedono le opere militari. Tra l'altro per me questa non è una cima molto fortunata, perché quando ero stato d'estate siamo arrivati in cima sull'Iof di Miezegnot e si è messo a piovere di brutto, temporale tra l'altro, siamo dovuti ridiscendere anche abbastanza rapidamente. Un altro video che magari ti consiglio di andare a vedere se vuoi è quello che ho girato un anno fa sullo Iof di Somdogna, altro punto importante, altro punto dove passava il fronte italiano. Qui ovviamente è zona dove si è combattuto e quindi d'estate si trovano un sacco di reperti. Anche qua nel bivacco c'è qualcosa, c'è qualche scatoletta un po' in giro. Se no fuori d'estate anche qua se ne trovano parecchi, è una zona, insomma, ovviamente zona di fronte, quindi si trovano ancora resti. Sono rientrato al rifugio greco, ci ho messo circa un'ora e 20 circa. Allora, il giro che ho fatto è una classica estiva, si parte da sotto, dalla Valsaisera e si sale fino allo Iof di Miezegnot. D'inverno si fa, la fa chi magari è un po' più esperto di me o forse con altre condizioni di neve. Oggi c'era un rischio valanghe classificato come 3 su una scala di 5 e c'erano per l'appunto nel canalino dove sarei salito, c'erano già dei segni di alcune valanghe, insomma piccole scariche, quindi sì, ho deciso che non valeva la pena, però si può fare. Un'alternativa da fare d'inverno è lo Iof di Somdogna, dove ci sono stato l'anno scorso. L'anno scorso non c'era tanta neve, quest'anno vedendolo si vede praticamente di fronte al ricovero, c'è un sacco di neve e probabilmente quest'anno è un po' più difficile da fare rispetto a come ho fatto l'anno scorso. Questa è una bellissima zona anche semplicemente per fare una ciaspolata o una passeggiata fino al rifugio. Oggi è chiuso, ma di solito il fine settimana è aperto. Ti ripeto, l'anno scorso era aperto, però deve essere stato un sabato o una domenica. Dal parcheggio della Valsaisera fino al Grego sono circa 40 minuti, anche un po' di meno se uno ha un buon passo. Io sono stato circa un 40 minuti, c'è del ghiaccio sul sentiero, sono dovuto andare piano. Poi da qui fino a Sella Somdogna 10 minuti e poi un'ora e 20 per salire al ricovero Battaglione Gemona. Io ci ho messo un po' di più, ci ho messo un'ora e mezza, però c'era la neve. E poi dal Battaglione Gemona fino alla cima circa un'altra mezz'oretta. Questi bene o male sono i tempi del CAI, con la neve ovviamente un po' si allungano, quindi in tutto io sono stato 2 ore e mezza circa per arrivare al Battaglione Gemona con qualche pausa, poi
praticamente ci ho messo un'oretta per arrivare fino a dove sono riuscito ad arrivare, poi ho fatto un giretto, ho fatto un paio di foto, poi sono tornato giù, poi adesso un'altra ora, oretta e mezza, ora e 20 fino qua, adesso 40 minuti, mezz'oretta e sono di nuovo all'auto. Sotto magari ti lascio la traccia dell'itinerario e qualche dato e bene, per adesso penso di averti detto tutto, ormai non c'è nemmeno più niente di interessante da farti vedere, l'ultimo pezzo è all'interno del bosco, poi ormai veramente adesso in 50 metri la neve praticamente sparisce, resta solo ghiaccio. Spero di averti mostrato delle belle immagini di questa zona, io ti ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!